Gentleman 1660 metri, sono in 11 al viedo per il tiro di Uppercut, Ribot ZS, Sipon J-Bay, Ultimo Lord, Urbe del Ronco, Ammagamma, in seconda linea Uragano Spritz, Ulisse LL, Undinando, Uragano del Pino, Valdemort Nal e Putnik Daghi, i favori in chiusura per Urbe del Ronco. Quota addirittura sotto la pari, vediamo la partenza con proprio Urbe del Ronco che fila via il comando mentre numero sbaglia 1 Ribot ZS cerca squalificato. di trovare un posto alla corda a Ammagamma, per il momento glielo impedisce Sipon J-Bay. Sipon J-Bay rientra bene ad Ammagamma che è costretta così all'esterno, mentre è partito molto bene Voldemort Nal che però è esterno, coperto ma in scia a Ammagamma che ora desiste, rimane a lato del leader ma senza attaccare. 29-3 però il primo quarto, è volato via piuttosto svelto. In seconda posizione si mantiene Sipon J-Bay, mentre in terza pariglia ci sembra di intravedere Putnik Daghi, seguito da Undinando. Intanto 45-1 per i 600. Fin qui corsa senza scossoni, c'è stato lo strappo iniziale ma ora sta regolando il ritmo Angeloni, insediolo a Urbe del Ronco, 1 minuto e 9 decimi, addirittura 31,6 secondo quarto, con 15,8 di parziale, e a questo punto cerca di muovere dalla seconda pariglia Voldemort Nal e prova a seguirlo anche Putnik Daghi, chilometro in 1,16,8, ora però torna ad accelerare il leader e Ammagamma si sistema in seconda posizione sul calo repentino di Sipon J-Bay. Siamo ora all'apice della dritta delle scuderie, siamo sulla curva finale ora con il tentativo di Ammagamma di tornare sotto mentre non progredisce più di tanto Voldemort Nal, cerca la terza ruota Putnik Daghi ma Urbe del Ronco ancora buon margine di vantaggio all'ingresso in addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara con Urbe del Ronco in netta evidenza. Urbe del Ronco nel finale, non c'è storia, vince Urbe del Ronco, era giustissima la quota. Urbe del Ronco in testa da un capo all'altro, secondo posto che è per Ulisse LL che all'interno filtra molto bene e batte Putnik Daghi che può essere soltanto terzo, 1,16 netto. Ha fatto bene i propri calcoli Angeloni, insediolo a Urbe del Ronco, portandola a una netta affermazione. Con percorso di testa Gagliardo, suona la sirena, aspettiamo naturalmente le decisioni della giuria. Quindi attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.